Allarme a Ponzano poco dopo le 8 per una maxi fuga di gas diffusa su quasi tutto il territorio comunale. A provocarla un aumento della pressione della linea principale ad una centralina che si trova nei pressi del Palacicogna. Il comune ha immediatamente emesso un'ordinanza di chiusura straordinaria delle valvole esterne delle abitazioni. Il rischio per le abitazioni più vetuste è quello di infiltrazioni di gas ed ulteriori perdite. Nel documento firmato dal sindaco Giorgio Granello è indicato l'obbligo di ventilazione delle abitazioni. Fin dai primi minuti in cui è stata dichiarata l'emergenza, nell'intero territorio comunale sono transitati mezzi provvisti di altoparlante per diffondere la notizia alla popolazione. Al lavoro per riparare il guasto sia i vigili del fuoco che i tecnici Enel. Una decina le chiamate al SUEM 118 di cittadini che avevano avvertito un forte odore di gas. Un grandissimo incremento di pressione dovuto alla rottura di una valvola. Questo ha portato a mettere sotto pressione in maniera abnorme tutte le nostre abitazioni. Quindi immediatamente è scattata l'emergenza, è stata emessa un'ordinanza che impone la chiusura di tutti i rubinetti esterni, le valvole di chiusura di tutti gli impianti, l'abbattimento, quindi la chiusura dei contatori dell'Enel per evitare scintille occasionali e via dicendo, e la reazione obbligata di tutti i locali. Adesso a monte è stato risolto il problema, però dobbiamo monitorare casa per casa gli effetti di questo incremento di pressione che può aver provocato dei danni, e quindi il ritorno alla normalità potrebbe continuare a far erogare gas in abitazioni magari vuote, perché la gente è al lavoro in questo momento. Quali sono le zone interessate dalla perdita? Tutta la zona metanizzata del comune di Ponzano è concentrata nel grande quadrilatero che va sostanzialmente dal nord della Postumia fino a ridosso del confine di di Treviso. Allora, i cittadini in primis devono areare i locali, e dopodiché, anche facendosi aiutare da impiantisti del gas se serve, comunque controllare che con i rubinetti aperti non ci siano perdite all'interno delle case.